ChatGPT roteirista. Ciao tifosi del Napoli. La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo al nostro mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Vendita di Osimhen, prime ricerche concrete. Lukaku è un possibile erede, ma con una condizione. Il mio collega Francesco Modugno, in collegamento con Sky Sport 24, ha fatto il punto della situazione. Secondo le ultime notizie, il Napoli sta valutando seriamente la vendita di Victor Osimhen, e i contatti tra il suo agente Calenda e il direttore sportivo Manna sono continui. La Premier League è il mercato da cui potrebbero arrivare le offerte più interessanti. Nessuno ha ancora raggiunto i 130 milioni della clausola di Osimhen, ma iniziano a emergere ricerche più concrete con offerte che comprendono una parte in denaro e alcuni giocatori. Per quanto riguarda l'entrata, il nome di Romelu Lukaku rimane sul tavolo. Conte ha una relazione diretta con l'attaccante belga e il Napoli tenterebbe di prenderlo in prestito, considerando l'elevato stipendio del giocatore. In alternativa, si potrebbe valutare un investimento, ma non superiore ai 20 a 25 milioni, data l'età di Lukaku e il fatto che il Chelsea non ha mai realmente puntato su di lui. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di queste possibili operazioni di mercato? Victor Osimhen dovrebbe essere venduto e Lukaku potrebbe essere il suo erede ideale. E quanto è importante per voi vedere il club investire saggiamente in nuovi talenti? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!